Buonasera, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi parliamo di, come spesso succede, devo dire la verità, affrontiamo due argomenti completamente diversi, nel senso che nella seconda parte sarà con noi Riccardo Berdini, che è un artista, un performer triestino, che da qualche anno si è trasferito negli Stati Uniti. Ogni tanto questo torna a Trieste e insomma è sempre piacevole prenderlo un pochettino in giro e parlare con lui, perché insomma ci racconta anche le cose che succedono negli Stati Uniti e segnatamente anche a Hollywood, fra l'altro, da un punto di vista personale che noi non conosciamo, e quindi sarà curioso starlo a sentire. Nella prima parte, però, comunque parliamo di qualche cosa che è accaduto vicino a Hollywood, insomma non vicinissimo, però con il dottor Fabrizio Rovatti, che è dirigente tecnologo in area di ricerca, parliamo di un incontro che si è svolto quando, dottore? A inizio di gennaio, dal 9 al 12 quindi gennaio. Insomma abbastanza di recente, molto recente, anche. sì. Un incontro che ha visto la presenza di 50 start-up innovative di Area Science Park a Las Vegas, quindi insomma in territorio. Prima, guarda, In territorio statunitense quantomeno. Ecco, posso chiedere una cosa che non c'entra niente con le start-up, ma è una mia curiosità. Com'è Las Vegas di giorno? Perché noi siamo abituati a vederla, insomma, con completamente diversa ecco, da quella che si vede in TV. Ma ha un certo fascino anche di giorno, oppure di giorno è una città triste? Allora, devo dire che ha il suo fascino anche di giorno. E devo anche essere molto onesto, alla fine quando andiamo a vedere questa mega fiera e a partecipare a questa fiera non avete tempo, non abbiamo tempo di vederla, però ha il suo perché anche di giorno. Logicamente la notte con tutte le luci deve essere una roba, è una cosa che lascia veramente il segno. Anche folle, no? Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto questo incontro è venuto all'interno del CES di Las Vegas. Che cos'è il CES? Allora, il CES e come si dovrebbe pronunciare? Perché detta così... Così in italiano suona malissimo. Il CES, Consumer Electronic Show, okay. È una delle più grandi fiere mondiali dell'elettronica, è nata come elettronica di consumo. In realtà da qualche anno a questa parte coinvolge tutte le multinazionali, le grandissime aziende che vanno a presentare lì a Las Vegas i loro prodotti in anteprima. È una preview in realtà di quello che succederà a tutti noi nel corso dei prossimi 1 o 2 anni, nel senso che questa fiera in qualche modo anticipa tutte le tecnologie che inizieremo a utilizzare molto presto, e le tempistiche sono più o meno quelle che le ho detto adesso, e spazia in campi molto diversi. Negli ultimi anni abbiamo visto naturalmente tutta l'elettronica, le TV, molta presenza del reparto automotive invece, perché chiaramente il reparto automotive si sta evolvendo, sempre molto più software, molta più intelligenza artificiale. Quindi questa è la fiera in generale, che vede la presenza dei Samsung, piuttosto Microsoft, eccetera, eccetera. All'interno di questa fiera da anni hanno creato uno spazio che si chiama Eureka Park, e in questo Eureka Park vengono messe in vista, in vetrina, le start-up, quindi le innovazioni più in là col tempo forse, ma fatte da piccole realtà e non da multinazionali, che vanno a mostrare cosa stanno facendo, dove stanno andando, la tecnologia che hanno messo a punto, i nuovi prodotti, i nuovi servizi. Le chiedo una cosa prima di analizzare eventualmente proprio la presenza di Area alla manifestazione. Ne discutevo con una nostra segretaria ieri di come posso dire, alcuni oggetti che sono saltati fuori non tantissimi anni fa e che si pensava rappresentassero un po' insomma, che sarebbero stati utilizzati per un futuro piuttosto lungo, poi dopo nel giro di breve tempo sono diventati desueti e probabilmente nemmeno più sono utilizzati. Discutevamo anche sorridendo chi adopera più il fax, che fino a 10 anni fa probabilmente, se non avevi il fax, ti era utile anche per... Tant'è vero che chi adesso comunica col fax, e in alcuni casi anche le pubbliche amministrazioni, vengono anche presi in giro per... Poi dopo io pensavo invece per conto mio
Non mi ricordo nemmeno come si chiamava, una roba della Apple, credo, mi pare, sì. Non l'iPhone, quella roba dove sentivi musica. Sì, ok, sfugge il nome anche a me, che è stato completamente soppiantato. Io l'ho trovato a casa in un cassetto, ho detto, però... iPod. Ecco, perfetto, giusto, poi con Spotify, con tutte queste... sarà sempre così oppure si tornerà ad avere, mettiamo la certezza che dopo aver imparato magari ad usare queste cose le potrai usare per un po' di tempo in più o dovrai subito riabituarti a cose nuove? Devo dire che questo è uno dei lati dell'innovazione tecnologica. In realtà. Sì, che non sta mai ferma. Non sta mai ferma e deve muoversi a dei ritmi molto veloci. È anche vero che nel corso di questi anni abbiamo visto un'evoluzione nell'innovazione tecnologica molto veloce, quindi gli esempi sono assolutamente calzanti. Però di fatto il tema è proprio quello, se l'innovazione è data dall'invenzione e dall'utilizzo che qualcuno fa di questa invenzione. Sì. E necessariamente quando siamo in questi campi e siamo in un'epoca in cui appunto l'innovazione tecnologica è diventata un po' il mantra per tutte le imprese e per tutti noi per rimanere competitivi dal lato delle imprese e per vivere meglio noi, naturalmente questo dà volano e rende questo processo ancora molto più veloce rispetto a prima. In effetti sì, prima avevamo l'iPod, adesso la musica la ascoltiamo da cellulare, sì. Però c'è un ritorno del vinile. Quindi sì. Dipende anche dall'uso che facciamo degli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi noi sì. Come area naturalmente siamo appieno dentro il tema dell'innovazione tecnologica, ci occupiamo di Deep Tech Innovation, quindi un'innovazione che è data da tecnologie che hanno radici profonde, che arrivano dalla ricerca scientifica e tecnologica. Però nella nostra vita quotidiana, ecco, il ritorno al vinile, per citare l'esperienza musicale, rappresenta forse un qualcosa che è un ritorno alle origini e un riscoprire magari sensazioni che nell'utilizzo quotidiano non Però io ricordo quando uscirono i primi CD, eccetera, che del vinile si disse appunto fine. Basta, niente. E adesso poi mi hanno detto anche che le nuove nelle macchine nuove non è nemmeno previsto come si dice il frontalino con la possibilità di utilizzare il CD, sì. Eccetera, che per me quindi mi tengo la mia. È vista come una cosa obsoleta. È incredibile. Ed è incredibile. D'altronde anche questo segue il passo però con le potenzialità che ci sono messe a disposizione dalla tecnologia diversa, no? Naturalmente. Prima del 5G, col 4G ci eravamo già arrivati, però prima obiettivamente era difficile probabilmente ascoltare in macchina una canzone direttamente in streaming da internet, sì. Adesso è un'esperienza che si può fare e quindi... E invece, e poi chiudiamo, ma già che ci siamo, immagino che molto si sarà parlato di intelligenza artificiale. Sì. Ora, io devo dire la verità, seguo queste cose e non le seguo, nel senso che sono, come dire, un utilizzatore finale, ma delle volte non mi rendo conto. Io non ho mai visto una tecnologia passare, verrebbe da dire, in capo a una notte, da il risolutore di parecchi problemi a una sorta di quasi di spectre che andrà probabilmente a condizionarci, eccetera. Mi sembrava un po' strano questa cosa, cioè non riuscivo a capirla, fino a quando non ho visto penso su YouTube o comunque sui giornali, una cosa che mi ha lasciato veramente sbigottito, cioè, non so, un discorso del re d'Inghilterra, tradotto in italiano, con la voce del re d'Inghilterra che parla in italiano. Ci sono anche altri personaggi, Gandhi, Martin Luther King, insomma altri, di cui comunque non conosco la voce. Del re d'Inghilterra per tutta una serie di ragioni conosco la voce, devo dire che sono rimasto impressionato, anche perché questo potrebbe, adesso non so, ma se i tempi sono questi, entro qualche anno qua si cancella il doppiaggio, perché probabilmente avremo la possibilità di sentire i film in italiano con le voci degli attori originali, che è qualcosa di...
non vorrei dire mostruoso, ma mostruoso nel senso, come posso dire, migliore del termine, ma peggiore per altri. Peggiore per altri. Beh, il tema dell'intelligenza artificiale, allora premesso che intelligenza artificiale è un termine talmente ampio che potremmo stare qui a discuterne ore naturalmente, però l'intelligenza artificiale in realtà è in giro già da un po' naturalmente con tutti gli strumenti matematici e statistici che hanno creato poi quella che è l'intelligenza artificiale di cui tutti parliamo oggi naturalmente. L'intelligenza artificiale da un lato è tecnologia, progresso tecnologico e un utilizzo che sta diventando sempre più pervasivo nelle nostre vite. Già da qualche anno, appunto, senza che ce ne accorgessimo, forse adesso probabilmente ce ne accorgiamo perché iniziamo a utilizzarla in maniera diversa. Basta vedere l'uscita di ChatGPT ha rappresentato un po' un punto di svolta perché chiunque scrivendosi riesce ad utilizzare degli algoritmi di intelligenza artificiale per scrivere un testo piuttosto che per programmare codice. Mi ricordo che già l'altro anno al CES c'erano molte aziende che dicevano ho fatto la riunione con i miei softwareisti, abbiamo deciso che nei prossimi 3 mesi dovevamo sviluppare questo codice, abbiamo provato per scherzo a darlo in pasto all'intelligenza artificiale, nel giro di poco è venuto fuori, ci hanno messo 2 settimane a togliere i bug da quel codice dopo, quindi non era perfetto. Però quindi c'è bisogno sempre della presenza umana e dell'intelligenza umana, però questo ha naturalmente accorciato i tempi di sviluppo. Tornando sul discorso, naturalmente questo sviluppo tecnologico porta da un lato opportunità e dall'altro dei punti di domanda, perché naturalmente si parla di etica e si parla, tutte le discussioni dell'etica sull'intelligenza artificiale vengono fatte ovunque, a livello europeo, a livello americano. Nella nostra città abbiamo fatto un convegno poche settimane fa proprio sul tema dell'etica dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che può esserci dietro. Quindi naturalmente è un tema su cui va messa moltissima attenzione, logicamente. Devo dire che si stanno vedendo anche le prime cause legali su questo. Quindi qualcuno c'è una casa discografica che ha fatfatto causa dicendo che è stato utilizzando tutte le mie musiche per fare generative AI sulla musica. C'è il New York Times, chiedo scusa, che se non sbaglio ha fatto una causa dicendo avete dato alle vostre macchine tutti i nostri articoli e naturalmente erano protetti da copyright, quindi ci sono dei temi che vanno ancora smarcati assolutamente, di cui è giusto tenere traccia, risolvere. Dall'altro lato però dobbiamo stare attenti a non perdere l'opportunità naturalmente. Questo è il grosso dilemma. No? Il dilemma è un dilemma che va risolto quanto prima. Però ripeto, mi è sembrato incredibile come da un giorno all'altro si sia passati ad una sorta, in alcune circostanze, quasi di demonizzazione di qualcosa che fino alla sera prima pareva la soluzione. C'era, ma non ce ne accorgevamo probabilmente. Allora, veniamo invece, ho fatto un po' di giri prima di arrivare appunto alla presenza di Aria Science Park al CES di Las Vegas. 50 start-up. È un numero notevole o impressiona me? Ma è un numero notevole secondo noi, è un numero a cui in realtà abbiamo voluto dare un limite, perché di application ne sono arrivate un'ottantina e abbiamo selezionato le 50 da portare all'Eureka al CES di Las Vegas. È un buon numero, però naturalmente a noi fa più piacere la qualità che queste start-up esprimono. Questo penso sia il 7° anno che andiamo al CES, quindi i primi anni sono stati un po' degli esperimenti in cui abbiamo portato delle start-up e abbiamo capito cosa poter trarre dal CES per le start-up che portiamo fuori, e quest'anno devo dire che è stata un'edizione che ritorna un po' ai fasti del pre-Covid, quindi abbiamo avuto una presenza, non so se esistono già dei dati ufficiali, ma parlavano di più di 140.000 persone che sono venute a visitare gli stand e più di 5.000 aziende che hanno presentato, quindi parliamo di numeri veramente incredibili. Questa missione la organizziamo con ICE, quindi noi con loro abbiamo selezionato queste start-up e sempre nel lato della tecnologia naturalmente, quindi partendo dalla tecnologia, dal prodotto, dal servizio che hanno sviluppato, abbiamo scelto quelle che meglio rappresentavano la tecnologia italiana e che potevano meglio essere riconoscibili in un parterre come quello americano.
E abbiamo fatto un bel percorso di formazione prima di portarle fuori, perché abbiamo visto che in realtà la parte importante è non arrivare poco preparati, perché è una fiera diversa dalle altre, molto più dinamica, molto più veloce, e è meglio essere a conoscenza di alcune tematiche che uno è portato a conoscere per poterle trattare lì, naturalmente. A noi giornalisti piace cercare dappertutto se c'è un filo rosso, se c'è un collegamento, eccetera. Ora, mi rendo conto che poi farlo su un campione di 50 start-up è più o meno difficile, però io ugualmente la domanda la pongo. Ci sono dei tratti in comune a queste start-up, o quantomeno c'è un indirizzo comune, o è proprio... Quest'anno era sicuramente l'anno in cui l'intelligenza artificiale, per tornare sul tema di prima, era molto più visibile rispetto anche ad altri anni. Un'intelligenza artificiale applicata in contesti molto diversi tra di loro, dall'industria alla cultura, al life science, quindi era molto pervasiva. Quello che, parlando con qualcuno dei visitatori che era venuto a vedere il nostro parterre, ci ha detto, era il fatto che le start-up italiane sembrano coniugare molto bene quella che è la creatività italiana con la tecnologia, la deep technology, e soprattutto alcune di loro, che arriva dalla ricerca scientifica. Quindi questo è, a detta dei visitatori, era un filo comune. Io ero più portato a cercare un filo comune sulla tecnologia, volendo, e invece questa commistione con la creatività l'ho trovata molto interessante, perché naturalmente fa parte un po' del nostro DNA. Anche del nostro DNA, oggettivamente, insomma. E poi queste start-up si sono presentate, si sono fatte conoscere, poi immagino hanno gettato anche basi per sviluppi futuri, per collaborazioni future. Esatto, questo ha centrato appieno lo scopo del CES, quindi questo padiglione, il nostro padiglione, avevamo circa un 600-700 metri quadri di padiglione, con queste start-up che erano lì per mostrare il loro prodotto e il loro servizio, e hanno interagito da un lato con potenziali investor americani, con qualcuno che poteva potenzialmente investire nella loro start-up, ma dall'altra parte con tutte le aziende che potrebbero aiutarli a sviluppare meglio il loro prodotto o servizio sia sul mercato americano che nel mercato italiano, quindi per i cosiddetti progetti di co-innovazione. È arrivata la Sony, la cito perché è passata in una delle nostre start-up, il secondo giorno è arrivata in forze, cioè il primo giorno è arrivata con una persona che era un po' il pilota, ha visto che la start-up era assolutamente interessante, è tornato con altri 2 interni alla loro azienda per cercare in quel caso là di definire assieme un percorso che faccia crescere il prodotto di questa startup e potenzialmente diventare appetibile per Sony o per entrare in un altro mercato. Quindi questo era un po' l'obiettivo. Quindi si sono presentati a quelli che sono venuti a trovarli, e devo dire che quest'anno una delle particolarità che ho visto è stata il matching che c'era immediato tra chi veniva a trovare la startup e la startup. Naturalmente basato su un software, quindi abbiamo messo online delle keyword prima di arrivare in fiera, però ha funzionato molto meglio degli altri anni, quindi il matching tra le persone che venivano a vedere la startup e la startup era molto, molto corretto dal nostro punto di vista. Hanno preso degli appuntamenti per il prossimo mese, 2 mesi, quindi hanno un'agenda molto fitta di appuntamenti per poi andare più a fondo, perché naturalmente in fiera si riesce a fare 10-15 minuti di chiacchierata. Alcune aziende hanno utilizzato una nostra salita riunioni che avevamo lì per andare un po' più a fondo, ma naturalmente poi c'è un'evoluzione che è auspicabile, naturalmente. Abbiamo previsto dei momenti in cui le start-up hanno fatto il loro pitch, la loro presentazione pubblicamente, quindi di fronte a tutte le altre start-up italiane e a tutti quelli che erano in fiera in quel momento, che passavano di là, e ci sono state anche naturalmente delle tavole rotonde, varie tavole rotonde sull'intelligenza artificiale, su varie tematiche tecnologiche, non ultima quella dove abbiamo descritto Area Science Park, le piattaforme scientifiche e tecnologiche e l'evoluzione futura nella deep technology. Credo che sia anche interessante sottolineare che nella maggior parte dei casi le start-up sono, come dire,
sono messe in piedi, insomma, io su questi termini, da giovani, insomma, sì. no? Quindi anche questo è... E a maggior ragione la formazione prima, perché naturalmente sì. allora l'età media era sicuramente bassa, quindi molti arrivano con l'idea da giovani. Devo dire che tendenzialmente a livello statistico questo in realtà l'età migliore per fare una startup di successo è un po' più spostata non verso i 25 ma verso i 35-40 storicamente. Quindi, perché naturalmente cosa succede? Che uno fa la prima startup, inizia a capire come funziona il mondo della startup e il mondo dell'impresa, gli va bene, tipicamente. Perché poi nel nostro paese per determinati parametri sono giovanissimi. Sono giovanissimi, esattamente, però è importante che qualsiasi cosa succeda nella prima impresa, riuscire a sviluppare poi un modello di business che renda quell'impresa decisamente di successo sul mercato. Ritenere, mettiamola così, la prima startup una base per eventualmente svilupparne delle successive. Quello che diciamo spesso ai giovani che vogliono fare startup è iniziare a ragionare sul fatto di non innamorarsi perdutamente della loro idea di business. Perché questo è un po' difficile però, immagino. È difficilissimo perché la passione è la base fondamentale unita alla tecnologia che stanno usando. Poi la tua creatura, quindi esattamente. Quindi mettere assieme queste due cose assolutamente non è banale. La cosa importante però è che anche se uno ha passione per queste cose, in realtà la parte fondamentale per far crescere bene la startup è interagire con il cliente, per capire il modo giusto di parlare con lui, di fargli arrivare il prodotto in maniera tale che utilizzi in maniera giusta il prodotto che tu hai sviluppato con tutta la passione e dopo magari anni di ricerca scientifica e tecnologica. Quindi mettere assieme questi due mondi richiede un mindset leggermente diverso e degli approcci naturalmente diversi. Quante ne sono durante l'anno di iniziative come queste che possono essere utilizzate per... Poi dipende anche dall'importanza, dalla grandezza. E infatti ce ne sono molte, alcune sono tematiche, quindi a seconda della tecnologia si va in una fiera piuttosto che un'altra. Diciamo che abbiamo scelto questa perché è quella che ha più ampio risalto a livello mondiale. Per cui la parte fondamentale per noi è interagire certo col mercato americano, quindi gli investor e i partner americani, ma in realtà lì troviamo tutto il mondo. Cito un esempio che a me all'epoca ha fatto molto sorridere, ma in una delle prime edizioni siamo tornati a casa e dopo una settimana avevano siglato un accordo tra una startup che avevamo portato a Las Vegas e una grossa ditta italiana. Allora, parlavo con questa startup, ha detto guarda, cercavamo di contattarli da 9 mesi, non siamo riusciti a sorpassare i primi sbarramenti, però sono venuti loro a trovarci qua a Las Vegas, abbiamo parlato, hanno fatto la riunione successiva, hanno chiuso un contratto veramente in tempo record. Quindi anche questo di fatto diventa uno degli asset che portiamo a Las Vegas, il fatto di dare visibilità a queste start-up nei confronti un po' di tutti. Questo che lei mi sta raccontando è quasi un paradigma della difficoltà che per esempio noi abbiamo delle volte, e mi rendo conto che il paragone potrebbe sembrare minimo, però molto spesso anche noi abbiamo delle difficoltà per avvicinare qualcuno, soprattutto gli artisti, per fare delle interviste, eccetera, perché ci sono dei filtri, in quel caso dagli addetti stampa che sono gente un po' così. Per fortuna noi normalmente abbiamo a che fare con addetti stampa molto bravi, però ci sono gli addetti stampa, diciamo così, personali degli artisti che mettono delle barriere, eccetera. Poi magari per un colpo di fortuna ti imbatti nell'artista per strada e riesci a parlare con lui tranquillamente di quello che l'addetto stampa non voleva farti parlare. Mi parla una roba veramente... Qui tutto il mondo è paese. Tutto il mondo insomma, è paese, esattamente. È un po' così. Immagino, abbiamo ancora un minuto. State già preparando il prossimo anno, perché anche in queste cose finisce un'edizione e si pensa già a quell'altra. Bisogna già pensare a quella dopo, stiamo già iniziando a programmare la formazione che faremo, stiamo già iniziando a pensare, a vedere con CS le tematiche che saranno, CS naturalmente è una lista di tematiche cui bisogna rimanere all'interno di quelle, che però per fortuna sono in linea con i trend tecnologici che stiamo seguendo in area, per cui da questo punto di vista naturalmente lavoro sempre tantissimo perché selezionare le aziende,
formarle e prepararle fuori a interagire in un contesto del genere è sicuramente una cosa sfidante. La squadra quando deve essere pronta, diciamo così, a livello di quanto tempo prima sapete già quelle che vi parteciperanno? Diciamo che abbiamo una buona idea di quelle che parteciperanno verso giugno, la selezione finale la facciamo verso fine settembre. Sì, quindi c'è un periodo di prima formazione, selezione e dopo si definisce la squadra. I tempi quelli sono. Sì. Allora io ringrazio il dottor Fabrizio Robatti, dirigente tecnologo di Area Science Park, per essere stato con noi. Grazie davvero, buon lavoro. E adesso, dopo aver parlato di intelligenza artificiale, nella seconda parte della trasmissione avremo a che fare con Riccardo Berdini. È una curiosa coincidenza, se vogliamo, dopo la pubblicità. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo riusciti, cioè non è che sia difficilissimo, ad avere con noi Riccardo Berdini, che è qua è di passaggio insomma a Trieste per un po' di tempo, per pochi giorni. Allora ho detto: senti, vieni un attimo da noi così finalmente ci vediamo, perché noi siamo visti la scorsa 2 estati fa proprio Desbris, come si dice. Dove ieri? In Piazza della Borsa? Piazza della Borsa, c'è anche una documentazione fotografica. Quindi questa è la prima chiacchierata che ci facciamo anche intima. Sì, cioè, intima. In like, te vedi, mi viene a parlare in mezzo inglese, in 8 anni. Sì, perché le altre volte ci eravamo visti via Skype, insomma, sì. No? Allora, com'è fuori? È bello. Com'è a Los Angeles? È bello. Los Angeles si vive bene, è una città intensa, anche crudele. Cioè, o te vomita e te sputa, oppure riesci a farcela. Io per adesso ce la faccio e me la godo. Il clima è la cosa più figa che ci sia, cioè, ragazzi. Ma non è un po' noioso dopo, alla fine, sta roba è sempre tutto uguale? Ma dai, su, estate, ma non è neanche estate, è primavera tutto l'anno, perché se fosse estate 40 gradi uno si rompe, sì. Ma è primavera tutto l'anno e l'inverno è un po' di autunno, 1 o 2 mesi così leggeri, un po' di clima autunnale e poi via di nuovo con la primavera, dai, è un paradiso. Il clima è paradisiaco, cioè proprio. E quando piove è bellissimo, perché piove 1 o 2 volte l'anno e quei momenti sono sì, è vero, c'è la pioggia. Non si, anche, voglio dire, laddove anche cinematograficamente parlando, non so, New York con la pioggia la vediamo abbastanza spesso, sì. Oggettivamente Los Angeles con la pioggia si vedi poco, insomma. Pochissimo. Ma quando piove tanto, eh? Quindi insomma... Cioè proprio acquazzoni pazzeschi, sì, sì. Allora, già che ci siamo, allora, parliamo un po'. Qui è un territorio difficile fra me e lui perché di solito siamo in guerra su questo. Ma no, non parliamo dei prossimi Oscar. Non so se tu hai seguito le nomination. Seguito? Tutte queste cose qua. Sono in mezzo. In mezzo a tutti gli scandali, a tutte le polemiche. Pare a me, o quest'anno, adesso insomma, dipende un po' anche da come va a finire, però insomma... Basta aspettare un attimo i premi del sindacato degli attori per capire un pochettino la piaga che i palmarès prenderanno per tutta una serie di ragioni. Però insomma credo che nulla osta ad Oppenheimer come vincitore probabile, perché insomma... Io penso che se non danno l'Oscar a Oppenheimer, cioè, sarebbe uno scandalo allucinante. Ecco. Perché quello è un film che verrà ricordato, so che ha anche dei detrattori abbastanza ignorantemente, ci sono dei detrattori che non capiscono molto di cinema e cercano sempre di andare controcorrente, ma Oppenheimer è un film rivoluzionario, sotto tutti i punti di vista, cinematografico, narrativo, la sceneggiatura che Christopher Nolan ha scritto in prima persona, che non è mai stata fatta una cosa del genere prima, ma è stata fatta con cognizione di causa, non tanto per fare. Ci sarebbe da parlare un po' a lungo, quindi non mi soffermo su questi dettagli, ma... È un film che io mi auguro, come tutti i grandi appassionati di cinema si augurano che vinca, anche perché gli Oscar molto spesso non hanno dato i premi giusti. Più che altro intendevo questo, al di là poi delle sfaccettature del film, il film è bellissimo, non fosse altro perché le 3 ore passano senza nessun tipo di problema, poi ci sono livelli di lettura differenti perché
ci si può, virgolette, accontentare della parte scientifica, ma c'è una parte politica anche importantissima e veramente notevole. Però siamo in presenza di un film da Oscar, nella concezione, no? Nel senso che da qualche anno a questa parte venivano premiati con film merito. atipicamente da Oscar, Sì. sì, sono d'accordo. Quindi voglio dire, c'è una controtendenza rispetto agli altri anni. Premesso che io sono stato un fan sfegatato di Everything Everywhere All at Once, che però la prima volta che ho visto mi fece letteralmente vomitare. Quindi non è un film che io comprendo che non è un film che piaccia a tutti e che non sia comprensibile. Questo è il film che ha vinto lo scorso anno, sì, con grandi polemiche, perché molti lo ritengono un filmetto, un film di cattivo gusto, perché ha dei momenti un po' di comicità spinta, esagerata, ma è un film che andrebbe valorizzato e studiato molto di più. Però sono d'accordo, hanno finalmente provato diciamo, ad ampliare la loro visione molto classica e stereotipata, anche perché l'Academy è formata da membri di una certa età. Però sono tutti un po' vecchiotti, ecco. Però siccome praticamente a ogni vincitore di Oscar automaticamente diventa anche membro dell'Academy, se non mi sbaglio, c'è un'operazione svecchiamento fisiologica per certi aspetti. È naturale però, non è voluta. Cioè, è una cosa che avviene naturalmente, nei prossimi 10 anni poi ogni anno tanti membri scompaiono, membri nuovi, insomma, sì, però ecco, anche il premio a Parasite per me è stato miracoloso, cioè, anche secondo me è un film, molto bene, sì. Film inaudito anche quello, tra Kubrick e Tarantino, una roba che... Penso che a me Parasite dovrebbe dar fastidio, perché negli annali degli Oscar c'era un record tenuto da Billy Wilder, che era con L'Appartamento aver vinto... 5 premi Oscar, no? Sì, no, ma comunque aver vinto regia, film e sceneggiatura. Ma no, scusa, è successo spesso. Non così, no. Quello che non succede spesso è film, regia, sceneggiatura, attore e attrice, che mi pare l'ultima volta fu American Beauty. No, perché non vinse la Benning. Ah, la Benning non vinse. Questa è una coppiata difficilissima, ma anche film, regia e sceneggiatura alla stessa persona. Eccolo, sì, film, regia e sceneggiatura. La stessa persona. Qui viene, grazie oppure causa Parasite, il record in France, perché vinse anche l'Oscar come miglior film straniero. E l'Oscar come miglior film straniero se lo porta a casa il regista, quindi avrebbe un Oscar in più di Billy Wilder, cosa che mi dà un po' di fastidio. Sì. Però è un film cinico, dissacrante, bellissimo, la struttura è splendida. No, però volevo dire, c'è questo, no? C'è di nuovo il film. Non credo che un film venga concepito per vincere un Oscar, però gioco forza... A meno che non sei Bradley Cooper che fa il maestro. E che però dopo porta a casa niente. Ma proprio per questo, tra l'altro è un film bellissimo, secondo me, meraviglioso. Non ho dubbi, credo, perché però, devo dire, è uno di quelli molto seri, mi sembra. Guarda, lui è un ragazzo favoloso, tra l'altro l'ho anche conosciuto, un ragazzo favoloso, un attore fenomenale, un regista spettacolare, spinge un po' troppo, cioè è come se quando fa le cose lui dice datemi l'Oscar, vi prego. Cioè, prima o dopo glielo daranno. Arriverà, arriverà, però se spingi così tanto anche l'Academy, anche la gente di Los Angeles lo capisce. Poi Los Angeles è come tutto, no? Diventa un po' un gruppo ristretto di persone che si parlano tra loro e tutti lo sanno quello che tu in realtà vuoi. Senti invece, piuttosto, se no mi sfugge anche questa che è una domanda. Questo discorso successivo al Me Too, no? Adesso lasciamo perdere... Ma qua in Italia è anche così grosso come movimento? No, anzi da noi c'è stato anche forse il consueto cinismo italiano... che è anche giusto, su certe cose. Ecco, però, voglio dire, si è un po' raffreddato oppure... c'è sempre... Stai a fare domande molto complesse, no? Vabbè, potrei fare un monologo di mezz'ora a riguardo. Allora, è complicato. Gli Stati Uniti sono diversi da noi. Gli uomini negli Stati Uniti si comportano diversamente da noi. Quindi ci sono delle problematiche negli Stati Uniti che noi non concepiamo e che io ho compreso solo vivendo lì. Ed è vero,
la donna è trattata diversamente. Noi abbiamo tanti difetti, però nel nostro modo, credo, di scherzare, di esistere, comunque abbiamo sempre rispettato la donna. Poi anche qua c'è un certo, come si chiama, il patriarcato viene chiamato? C'è, perché è normale, abbiamo avuto 1900 anni di storia in cui l'uomo era qua e trattava la donna così, è ancora naturale che ci sia nel subconscio, nel retaggio culturale, ma si sta andando nella direzione giusta. Il problema è che negli Stati Uniti c'è un modo di fare, e c'è stato un modo di fare molto più disprezzante nei confronti delle donne, e l'ho notato anch'io. Quindi io capisco il Me Too Movement, lo capisco molto bene. Il problema è quando si esagera. Si esagera, si va dalla parte opposta e quando quando si cerca di combattere nella maniera sbagliata, anche se hai ragione, automaticamente si passa alla parte del torto. Ci vuole balance. Negli Stati Uniti non hanno equilibrio, non hanno balance. E questa è una cosa fondamentale nella vita. È la storia che si ripete con, insomma, se pensiamo al meccartismo. Esatto, adesso è il contrario. Più o meno la stessa cosa. Cioè loro sono o black o white, sono o di destra o di sinistra. Sono sempre esagerati in tutto, non c'è un equilibrio. Sono un po' infantili in questo, impareranno, sono anche una cultura di 4.000 anni più giovane di noi, no? Cioè, quindi dai, diamogli tempo. Questo uno si dimentica, ma poi ci si dimentica che noi vogliamo tutto subito sempre, ok? Le femministe vogliono tutto subito sempre. State facendo comunque un grandissimo lavoro nel sensibilizzare una cultura che è stata così forte per così tanti secoli. Dagli tempo. Cioè, lo state facendo bene, no? Bisogna dar tempo. Si stanno comunque raggiungendo grandissimi risultati. Però ecco, parlando degli Oscar, non so se hai sentito la polemica di Barbie. Ma vabbè, anche là... Ma anche là ci deve essere una consapevolezza. Allora, gli Oscar funzionano a votazione. Quindi io ho letto commenti, ho avuto litigi con anche persone all'interno che lavorano a Hollywood, che mi dicevano, è un segnale, è una... come si dice? C'hanno una dichiarazione di guerra verso le donne. Dico, ma ragazzi, una dichiarazione verso le... Scusa, ci sono 3 film candidati al miglior film diretti da donne. Una cosa, penso sia un record. C'è comunque una regista donna candidata. E ricordiamoci che ci sono molto meno registe femmine di quanti ci siano registi maschi. Quindi comunque avere una donna candidata con miglior regia su 5 rispecchia, diciamo, come si dice, la percentuale, ok? Quindi è un ottimo risultato. Sono state premiate 2 registe femmine negli ultimi 3 anni. Quindi questo non vuol dire allora basta premiare registe femmine, no, ma vuol dire c'è un'apertura, si è dimostrata già un'apertura da parte dell'Academy verso le registe femminili. Quindi non mi puoi dire non vogliono premiarci, è una cavolata. Anche perché la formula è appunto quella di una preselezione fatta attraverso dei voti. Semplicemente quindi... voti che votano, non c'è nessuna... Tant'è vero che c'è... Scusa, una cosa. Sì. Ma poi a te Barbie è piaciuto? Perché no, a me devo dire ha fatto letteralmente vomitare. Io non l'ho visto, devo dire la verità, non l'ho visto, ma non perché abbia qualcosa... penso che sicuramente prima degli Oscar... Non ho niente in contrario, guarda, non ho alcun pregiudizio nei confronti del film. Io ti dico cosa penso, io sono andato al cinema che volevo divertirmi e ho una stima decente di Greta Gerwig, non è la mia preferita, ma insomma... Lei e soprattutto Noah Baumbach, il marito, secondo me lui è fenomenale perché Marriage Story credo sia uno dei più bei capolavori che Hollywood ha prodotto recentemente. E io ho trovato un film veramente pretenzioso, ridicolo e non mi ha fatto ridere, non mi ha fatto riflettere, diceva tante cose in una maniera scontata e banale, le diceva male, è realizzato in una maniera incredibile, c'è una regia, una fotografia, un set design fenomenale, Ryan Gosling bravissimo, ma talmente stupido. Sì, io ti dico... Cioè, per me non doveva ricevere neanche... Cioè, l'unica nomination che gli avrei dato era il set fenomenale. Quindi, poi se parli a me e mi dici, ma perché la nomination a Greta Gerwig, la nomination a Margot Robbie, ragazzi, per me, state proprio fuori, non è un film da Oscar. E senti, hai visto Scorsese? Sì, ho i miei problemi con il film di Scorsese. Io ho un problema solo con Qual è? il film. 3 ore e 40, che non sono noiose, perché per l'amor di Dio non è assolutamente... Ma non sono necessarie. Ma non sono necessarie. Ma questo è il problema che ha avuto Scorsese anche con Irishman. Beh, Irishman era già anche
c'erano anche altri problemi. Io credo che lui abbia una certa età, adesso ovviamente vede le cose in maniera diversa. Resta un film bellissimo. Resta un film bellissimo, ma io ho un grosso problema con quel film, che è lo stesso problema che ha avuto Paul Schrader. Paul Schrader, che è lo sceneggiatore di Taxi Driver e Toro Scatenato, che ha detto: per me fare un film di 3 ore e 40 sulla figura di un idiota che non si redime e che non ha un arco di trasformazione, io alla fine del film volevo avere una sensazione di soddisfazione, una sensazione di rilasciare tutta questa tensione, tutto questo, cioè ne ho bisogno. E invece non c'è, perché hanno scelto di raccontare la storia dal punto di vista dell'Osage, dell'Osage Country, degli indiani, mentre l'idea originale, il libro su cui è basato, ti racconta la storia del detective che indaga su questi omicidi. Mi hai tolto il mistero, perché fin dall'inizio si sa benissimo chi fa gli omicidi. Quindi io che cosa guardo il film a fare se io so già chi sta uccidendo queste persone e perché? Il detective non c'è semplicemente. Il detective arriva dopo, Jesse Plemons, che è un bravissimo attore, ma arriva dopo, DiCaprio secondo me è fenomenale, anzi la vera mancata nomination è quella di DiCaprio. Non è stato nemmeno nominato. Non è stato nominato, è secondo me una delle interpretazioni più incredibili della sua carriera. Ma se mi fai un film di 3 ore e mezza dove mi togli il mistero, mi togli la tensione, quello poteva essere un Seven diretto da Scorsese all'interno della riserva indiana, in cui scopri man mano tutto quello che i bianchi hanno fatto di brutto a queste persone. Poteva essere il più grande capolavoro di Scorsese, molti lo ritengono uno dei capolavori di Scorsese, e io lo ritengo un bellissimo film. Sicuramente il più lungo capolavoro di Scorsese. Ma un'occasione mancata, secondo me. Posso essere anche a me è piaciuto molto De Niro, mi sembra che... Lui è nominato, infatti. È nominato non vincerà, perché vincerà... Come si chiama? Spero che vinca Robert Downey. Quello che ha fatto in quel film... Un capolavoro assoluto di interpretazione. Secondo te, per quelle che sono... non so se lo hai visto, eccetera... come si chiama? Io Capitano ha chance, il film italiano? No, non credo. Però io non l'ho ancora visto. Sono un fan di Garrone. Non è uscito negli States. Ah, non è ancora... Lo volevo vedere, ho visto che è su Sky. È sì, credo anche su... Ma io non ho ancora visto La Cortellesi, che ho sentito dire un grandissimo sì, è un bellissimo film. Quindi sono curioso, forse ho visto che lo fanno al Nazionale, se riesco andrò... Va a vedere, corri, perché è un bellissimo film di grande... Un film anche molto divertente, per dire la verità, c'è anche un cinismo di fondo molto romano, che non guasta in quelle... quello che mi hanno detto i miei. Mia madre mi ha detto: tu nonna gli sarebbe piaciuto tantissimo. C'è una battuta che io ti anticipo senza rovinarti il film. Se lo vai a vedere, stai attento alla battuta: ma chi è sta vecchia? Non ti dico altro. E senti, cosa so della magia? Siamo italiani, uno si dà da fa come può, noi siamo un po' cialtroni, ho trovato un modo per vivere cialtronando le persone e funziona. Ma eri già, non ti ho mai chiesto, è una roba che hai studiato di recente, oppure avevi già un... Ma guarda, no, è stata colpa di Calabrese. Te pareva? Davide Calabrese è diventato regista di Arturo Brachetti prima che mi trasferissi a Los Angeles, e mi ha attaccato questa passione per la magia, che è diventata un'ossessione contagiosa, e io sono andato a Los Angeles e invece di fare audizioni come attore restavo in cameretta a studiare lecture, libri, a provare cose. Andavo al Magic Castle, che è questo centro, questo club privato al centro di Hollywood, un castello vecchio, un po' pacchiano, perché insomma... Tipo il castello dei matrimoni, vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè, cose americane, quindi vecchio per loro, ma del 1900, mi pare del 40, che è un club privato fantastico, dove tra l'altro sono diventato membro, ed è stato difficile diventare membro, e dove adesso porto un sacco di celebrity, di attori, di persone famose, perché per entrarci devi essere un membro, devi conoscere un membro. E sembrerà strano, ma tipo Sir Ben Kingsley era impazzito: mi puoi portare al Magic Castle? Ma io sono 20 anni che voglio andarci. Ho detto: Ben, te ci porto io, ma che problema c'è? Delle volte, mamma mia. Matt Bellamy, il cantante dei Muse, lui impazzito per il Magic Castle, mi diceva: no, ti prego, andiamo. Quindi porto tutte queste celebrità, che è divertentissimo. Adesso non vorrei, ma mi pare che il Magic Castle, o se non, credo lo si veda in un telefilm di Colombo. Si vede in tanti telefilm, c'è una puntata in Lucifer,
Ah vabbè, perché giustamente tu citi quelli più nuovi, io sono un po' Colombo sì, non è che proprio sia roba mia. No, beh, giustamente, però si vede... C'è anche una puntata in Arrested Development. Ok, conosco. Che è una commedia, un telefilm famoso. Mi pare che c'è anche una puntata in Friends. No, in Friends no, scusa. No, perché è a New York. No, Friends a New York, sì. Chissà se la signora in giallo non sia arrivata anche dalle parti là. Comunque sono diventato un membro di sto circolo magico e da lì poi è iniziato tutto e adesso... Ma le tue specializzazioni, non so se si può dire, Mentalismo. Mentalismo. Ah, mentalismo. Non quindi... No, perché ho unito questa passione per la magia per la mente, che è molto interessante, perché si usano sì dei trucchi di magia, delle componenti di sleight of hand, come si dice, no? Prestidigitazione, quella roba là, ma anche tanti trucchi psicologici, cioè anche un certo livello di ipnosi, e l'ipnosi è vera, è anche molto affascinante. Io te l'ho vista fare, cioè nel senso c'è quella roba su YouTube con i Try Guys. Ah, con i Try Guys. Sì. Sì, che poi dopo c'è stato anche quello scandalo dopo. Sì, lo so. Non so se... vabbè, non mi sarei mai aspettato che tu fossi un appassionato di YouTubers comunque. No, ma vabbè, per forza, perché io vado, come tu puoi immaginare, vado alla ricerca di cose vecchie, che la trovo con una facilità notevole, e poi dopo invece ogni tanto trovo queste cose nuove che mi divertono. Ci sono degli YouTubers che mi divertono particolarmente, italiani, per esempio mi piacciono, non so se ne hai mai sentito parlare, due fratelli romani che si chiamano Le Coliche, e che secondo me fanno delle cose molto, molto particolari, molto divertenti, e poi anche degli YouTubers statunitensi, non so se... io non sapevo neanche chi fossero. A me mi hanno contattato tramite il mio manager, ma poi uno di loro, dei Try Guys, è il migliore amico del mio partner. Quindi a un certo punto gli faccio, no, domani devo andare a registrare a questo canale YouTube, si chiamano i Try Guys. E il mio partner, Nick Cardiff, che è il mio partner sia di sceneggiature, si chiamano Sceneggiature Insieme, sia di magia, perché anche lui è un mago, quindi mi aiuta a fare sia gli spettacoli di magia che i film che stiamo producendo. Un ragazzo meraviglioso, mi fa, ma come i Try Guys? Vai a registrare con Keith? Keith è quello alto, no? Keith è quello alto. Gli faccio... Ah, perché Keith fa parte dei Try Guys? Che io l'avevo conosciuto. Sì. Certo che Keith è dei Try Guys, ma non ti ricordi, te l'avevo detto? Io faccio, Nick, ma che ne so io di Try Guys, i Guys, qui tu non conosci nemmeno Smosh. Quindi, no, Smosh, non Smosh è divertentissimo. Ma tu pensa, c'è un TikToker che è venuto ad abitare nel mio palazzo, che è italiano, e ho scoperto che ha 15 milioni di follower su TikTok, io non sapevo niente. No, è tutta una roba... ripeto, è un mondo che io proprio ancora... Io sono un utilizzatore finale, ma soprattutto perché cerco roba vecchia. Ovviamente cerchi roba vecchia. Lì trovi, non so, le vecchie cerimonie degli Oscar, eccetera, quelle cose là. YouTube è una gran cosa, Se usata trovi anche film vecchi che non trovi da altre parti. Trovi anche film, sì. Ma poi anche, credo, adesso penso che per molti di voi sia anche uno strumento di studio, per dire la verità, no? Nel senso, non ho mai capito questo se i performer, magari non so, nel caso tuo, ma lo dico proprio per il primo esempio che mi viene in mente, se magari per come muovervi sul palcoscenico, fare queste cose qua, se magari andate alla ricerca di filmati di chi vi ha, adesso voglio dire, tipo il Mago Silvan, no? Nel senso, ha un modo anche di muoversi, e lì magari certe cose le trovi. Guardare le performance dei maestri è essenziale, e lo facevo già quando facevo musical. Io su YouTube andavo a cercare i video di Anthony Warlow, che è questo cantante fenomenale, andavo a vedere i video di John Owen Jones, che era uno dei miei Jean Valjean preferiti, andavo a vedere Colm Wilkinson, il primo Jean Valjean della storia, cioè ricercavo come cantavano, come impostavano i muscoli della voce, e lo stesso con i maghi. Il mio preferito è Darren Brown, che è questo mentalista inglese che è una star, in Inghilterra è una star totale. Ma il mentalismo, scusami Riccardo, nel nostro paese è meno, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna è più... Ma il da noi è un po' più, se ne trovano di meno, ecco, insomma, quantomeno. Ma il mentalismo, perché noi siamo... Allora, io non sono un gran fan del nostro paese, lo sai. Sì, questo l'avevo intracapito, come diceva Sordi. Siamo pesanti.
siamo pesanti, Sì. perché sappiamo già tutto. Quindi se c'hai uno che ti fa mo te leggo la mente, tu gli fai, ma vedi andattene, capito? Sì, questo è molto semplice. Che va bene, però a un certo punto, a parte che ovviamente io non posso leggere la mente, però fidati che ho delle tecniche che da un altro punto di vista io ti posso leggere la mente, ma non è leggere la mente come pensi te, pensa e te lo rivelo, no, però body language, PNL, lettura del corpo, ci sono tanti modi, ok? Ci sono modi incredibili, cioè la magia è una conoscenza segreta di cose meravigliose, quindi... E poi alla fine è storytelling, è intrattenimento, Sì. cioè fatevi intrattenere dalla magia, invece che essere, fammi vedere come fai il trucco, ma perché? Sai che c'è- Scusa, non voglio essere lì a dirti io ho i poteri. Ok, se uno ti dice io ho i poteri, digli ok, anche devi- meno. Però se uno ti vuole intrattenere, Anche raccontarti una storia, meno non è anche male. meno. Raccontarti una storia, fagliela raccontare, fagli fare il suo lavoro. Ecco, all'estero sono aperti a questo, Sì, si vogliono divertire e si divertono. Qua in Italia è difficilissimo. Sai che c'è una battuta fenomenale di Amuri e Verde che a te non diranno niente probabilmente. Che è? Amuri e Verde sono due grandi autori della vecchia televisione. Cioè, dice, il mago Silvan legge nella mente di Mike Bongiorno e scopre 3 errori di ortografia. Che non è male. Che non è male. Beh, io credo che siamo arrivati già alla fine senza averti neanche preso troppo in giro, cosa che potrebbe... Infatti mi sento offeso. Potrebbe anche significare che sono invecchiato, per dire la verità, che sto invecchiando. Però ti ho Quindi trovato bene, io sono invecchiato, guarda qua. Vabbè, hai voglia, insomma. No, io vedo roba strana sui capelli, credo sia un taglio moderno, dai, oh. Sì, ma qualcosa di strano c'è, insomma, quello. Ti ho detto che sono sposato. Contro chi? Contro chi? No, una vecchia battuta. Ho trovato una pazza Sì, a Los Angeles, peruviana, che ha detto ecco. sì e quindi io ho preso l'occasione al volo prima che cambiasse idea. Che scappata da casa, Capito? insomma, Vabbè, questa è la barbetta da uomo sposato ormai. come si chiama? Carmen. Beh, insomma, è un bel nome, una mia amica si chiama Carmen. No, sono stato molto fortunato. È veramente... ma sono contento, non sapevo questo, non scrivi mai su... Tu non sei Ma se su scriviamo su WhatsApp ogni giorno. Ma su Instagram non sei mai. No, io a me non piace che la gente sappia i miei cavoli, ecco. Oppure mi piace che lo sappiano, cioè va bene che lo sappiano, ma dopo un anno. Capito? Così che non possono... Così che non se non è male. Sì. Ma neanche Calabrese ha detto niente di questa cosa, vuol dire che puoi fidarti di lui, perché poi Sempre, stasera scriverò sempre. anche. Allora, adesso torni, credo abbiamo solo un minuto, adesso torni fuori. Adesso torno fuori, io come ben sai ero a Londra a girare un progetto segreto che andrà in onda a maggio, quindi Poi dopo magari... speriamo bene. Dopo maggio ci rivediamo. Ah no, anche perché torno a maggio? Perché Perché già che sono qua vengo a trovare i miei, che insomma... giusto. E poi ho... Li aperti prima, sì. Poco, come ho fatto con te. Ascolta, sono qua, se vediamo oggi. No, perché loro possono anche... E poi c'ho 2 grosse produzioni in porto, uno è il mio primo film da regista che si chiama Requiem, che è un horror psicologico sulle memorie. È un'analisi del lutto e di come le memorie possono mandarci fuori di testa. Una roba allegra in pratica. Una roba allegra, però è veramente figo, guarda, sono orgoglioso. E poi c'ho il filmone che sto producendo da 3 anni, che si chiama Smoke Jumper, basato sul libro di questi vigili del fuoco americani che si lanciano col paracadute nelle foreste, la storia vera di questo americano portoricano che si chiama Jason Ramos, è una storia fenomenale. Abbiamo finito la sceneggiatura dopo 2 anni e mezzo, quindi cioè, ci vuole tempo per scrivere un film. Infatti quando io leggo critici e critiche che bollano film in un secondo, mi fa molto ridere, perché veramente non hanno idea del lavoro che ci sia dietro. Quindi speriamo che tutti questi progetti vadano bene. Allora, come si dice, finger crossed, no? Finger crossed. Break your leg or finger crossed. Ok, non so, vedi. Oppure ti in bocca al lupo e io ti dico crepi l'aquila perché so della Roma. Chi? Questa non l'hai capita. Adesso... guarda, allora, no. Sì, bella cravatta, infatti, guarda. Chiedo scusa, no, ma è che abbiamo un collega che invece è della Lazio. Quindi... Mi dispiace per lui, ognuno ha i suoi problemi. Non si è manco accorto oggi di questo, per cui l'ho messo. Grazie Riccardo. Grazie. Simone dove è andata a finire? C'è ancora o...
Cioè, perché i miei sono pazzi, altrimenti... Era piacevole il doppio nome. Chiamami, tu puoi. Io posso. Tu puoi. Allora, ringrazio Riccardo Simone Berdini per essere stato con noi, davvero buon lavoro. Ciao, grazie. Noi ci vediamo domani alle 18.